Bene, siamo in diretta anche su Facebook, gloria a Dio, abbiamo passato bei momenti di preghiera, abbiamo ascoltato belle testimonianze. Ora voglio leggere insieme a voi un passo della parola di Dio, un breve salmo, Salmo 123, l'ho condiviso con la chiesa di Pieve di Cadore giovedì su Zoom e mi ha lasciato qualcosa e spero che riesca a trasmetterlo anche a voi. Salmo 123, è brevissimo, solo 4 versi questo salmo. Amen, ci alziamo in piedi, gloria a Dio. Signore sia lodato. Amen. A te alzo gli occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco, come gli occhi dei servi guardano la mano del loro padrone, come gli occhi della serva guardano la mano della sua padrona, così gli occhi nostri sono rivolti al Signore, al nostro Dio, finché Egli abbia pietà di noi. Abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi, perché siamo più che sazi di disprezzo. L'anima nostra è più che sazia dello scherno degli orgogliosi e del disprezzo dei superbi. Amen. Amen. Accomodatevi pure, finisce così questo salmo ed è molto molto profondo. Ho trovato una profondità in questo salmo che l'ho letto tante volte, ma certe volte in un modo particolare ci parla un testo, come mai ci ha parlato, no? Intanto è un canto dei pellegrinaggi. C'è una raccolta tra i salmi che non sono di Davide, non tutti i salmi sono di Davide. Qualche salmo di Salomone, che c'è un salmo mi sembra di Mosè, altri sacerdoti. Questo è il canto dei pellegrinaggi, insieme ad altri salmi sono dei canti che i pellegrini giudei almeno una volta l'anno dovevano andare da dove stavano per adempiere alla legge, dovevano dislocati, andavano a Gerusalemme a presentare la propria offerta a Dio ovunque si trovassero, quindi facevano chilometri, non c'era il treno, non c'era autobus, si camminava a piedi. Chi stava bene aveva qualche cavallo, qualche cammello, qualche mulo, non lo so, ma molti, la maggior parte, a piedi facevano chilometri e chilometri. E durante il pellegrinaggio, durante il cammino, io ho osato immaginare un po' la scena, no? Questa carovana di giudei composta da famiglie, a volte nuclei familiari, pochi, molti, insomma, a seconda di quelli che stavano nelle città dove partivano, no? Per strada, a un certo punto, spezzavano il silenzio ed innalzavano a Dio queste preghiere in forma di canti. E chi camminava con loro ascoltava e si prendeva coraggio. Durante il lungo cammino ci si incoraggiava. Ora, chi ha scritto questo canto dei pellegrinaggi dice: a te alzo gli occhi, a te che siedi nei cieli, a te alzo gli occhi, a te elevo la mia preghiera, a te si rivolge a Dio e dice: a te che siedi nei cieli. È la tradizione. Credere che oltre al cielo che si vedeva alzando gli occhi c'erano altri 6 cieli, in tutto erano 7 cieli, no? Anche Paolo ne parla, fu rapito fino al 7° cielo, dice, no? È la tradizione. Per noi il cielo è quello che vediamo, ma sicuramente è immenso, e nell'immensità regna il nostro Dio. E dice: tu regni, tu siedi nei cieli, hai un trono nei cieli, a te alzo gli occhi, alleluia, a te che siedi nei cieli. E poi
qualcosa che mi ha molto toccato è l'attitudine che ha quest'uomo. Ecco, come gli occhi dei servi guardano la mano del loro padrone, come gli occhi della serva guardano la mano della sua padrona, così gli occhi nostri sono rivolti al Signore, al nostro Dio, finché Egli abbia pietà di noi. Soffermiamoci su questa attitudine. Un servo aspetta qualcosa dal padrone. Dopo aver fatto il suo lavoro, guarda il padrone, ha bisogno, ha necessità di ricevere qualcosa per vivere, no? Per sussistere, dal padrone che lo ricompensa. Ed è bella questa similitudine. Cioè, come il servo guarda il suo padrone e come la serva guarda la sua padrona, così gli occhi nostri sono rivolti a te, Signore. Aspettiamo qualcosa da te. Amen. Aspettiamo da te qualcosa, noi che siamo servi. Noi siamo servi del Signore. Questo salmo mi ha ricordato che siamo servi di Dio. È vero che siamo figli di Dio. Amen? In Cristo Gesù siamo stati fatti figli di Dio. E Gesù ha detto ai suoi discepoli: non vi chiamo più servi, ma siete miei amici, vi chiamo amici. Vi faccio conoscere tutto quello che è il mio essere. Voglio condividerlo con voi. Ma oltre a figli, oltre ad amici, ricordiamoci che siamo anche servi del Signore. E dobbiamo avere una giusta attitudine, un giusto sentimento, una giusta predisposizione quando ci presentiamo davanti alla presenza di Dio. Amen? Aspettiamo qualcosa, ma da chi? Da colui che è onnipotente, che siede nei cieli, è al di sopra di ogni trono, di ogni principato, di ogni signoria, di ogni autorità. Aspettiamoci qualcosa dal Signore in questa mattina. Amen? Alleluia, gloria al Signore. Ma non dice fino a un certo punto dobbiamo aspettare. Guardiamo a te, aspettiamo a te, aspettiamo il tuo intervento. Ma fino a quando? Fino a quando tu, Signore, abbi pietà di noi. Pensate il cuore di quest'uomo, di questa donna. Non so chi ha scritto questo salmo, non si sa chi l'ha scritto. Ma sicuramente era un uomo o una donna di grande fede in Dio. E la fede ci porta ai piedi del Signore. La fede ci porta a non rinunciare, ma a essere determinati lì, ai suoi piedi. E non posso non ricordare quel passo che nel Vangelo ci racconta di quella donna che aveva una figlia ammalata. Ed era non un'ebrea. Saputo che c'era Gesù, va ad incontrarlo e gli urla: Signore, abbi pietà di noi, mia figlia è gravemente ammalata. E i discepoli: mandala via, ci urla, ci dà fastidio, mandala via. E Gesù risponde a questi discepoli dicendo: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Gesù vedeva in quella donna una sua figliuola e vedeva in quella donna grandissima fede. Ancora una volta quella donna sta ai piedi del Signore, Gesù non gli risponde nulla. Signore, abbi pietà di me. Poi il Signore gli dice qualcosa e gli dice: non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. È una risposta dura. Dopo il silenzio, una risposta dura. A quella risposta del Signore, io credo che la maggior parte di noi saremmo andati via. È vero? Ma chi è quello? Ma come si permette? Io mi metto ai suoi piedi, mi prostro. E quest'uomo mi dice:
Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini? Questa donna però dici bene, Signore. Eppure anche i cagnolini hanno bisogno delle briciole che cadono dalla tavola del suo padrone. A me questo ci porta alla fede. La fede ci porta a stare comunque ai piedi del Signore. Ci porta a credere ciò che è invisibile. Amen. Alleluia. A questa risposta Gesù dice: donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. E da quel momento sua figlia fu liberata dal demonio. Amen. Gloria al Signore. Quindi noi guardiamo a te, Signore, come il servo guarda al proprio padrone, ma fino a quando? Finché tu abbia pietà di noi. Bisogna sapere aspettare. Nel libro delle Lamentazioni è scritto: è buono aspettare in silenzio la salvezza del Signore. È buono, è buona cosa aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Bisogna anche sapere aspettare. Fino a quando? Fino a quando tu, Signore, abbi pietà di noi. E poi continua nella sua preghiera: abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi, Signore. Amen? Ancora sta in umiliazione. Richiede l'intervento di Dio con un'attitudine di assoluta umiltà, con vera umiltà. E poi esprime il proprio dolore. Noi siamo sazi di essere disprezzati. L'anima nostra è più che sazia dello scherno degli orgogliosi e del disprezzo dei superbi, e si ferma lì. Non continua. Non dice: Signore, intervieni su questi superbi, distruggili, dammi vittoria. No. Chiede al Signore il suo intervento. Con umiltà resta lì ai piedi del Signore. Chiede misericordia. Abbi pietà di noi, Signore. E poi esprime il suo dolore. Probabilmente era una persona afflitta, scoraggiata, pesantemente offesa quotidianamente. E presenta questo suo peso, questo suo dolore al Signore. Non dice nient'altro. Vogliamo fare la stessa cosa anche noi. Vogliamo imparare a dare il nostro dolore, il nostro peso a Dio. Non è facile saper dare a Dio anche il nostro peso. Con la bocca è facile, è più facile tenercelo dentro. Però il Signore vuole liberarci da ogni peso. Impariamo da questo uomo, da questa donna che ha scritto questo salmo, che ha elevato questa preghiera, chissà con quale melodia, canto dei pellegrinaggi. Una cosa è certa: anche noi siamo pellegrini. Stiamo viaggiando verso il cielo. Incoraggiamoci. Amen. Per questo veniamo anche in chiesa, per lodare il Signore, ma anche per incoraggiarci. Una preghiera che elevi incoraggia l'altro. La tua testimonianza è di incoraggiamento per chi ascolta, per chi come te prosegue in questo cammino. Amen? Incoraggiamoci gli uni con gli altri. Vogliamo avere fiducia nel Signore. E dobbiamo imparare, sapete, a non dire al Signore cosa deve fare. Quest'uomo dice: l'anima mia è stanca di ricevere sempre queste offese quotidiane, sempre. Sono disprezzato. Nessuno può capirmi, nessuno può aiutarmi. Però abbiamo letto: a te alzo gli occhi, a te che siedi nei cieli. Amen? E aspetto da te, Signore, che tu mi aiuti. A volte noi diciamo nelle nostre preghiere il problema, il bisogno, ma ci permettiamo di suggerire al Signore come intervenire. Faccio anch'io questo errore. Ti prego, fa che possa capire, vede. Signore, ma questo bisogno fai tu. Devo imparare anch'io a dire: Signore,
ho questa necessità. A te aspetto qualcosa. Come il servo aspetta dal proprio padrone. La rimunerazione, il premio, qualcosa. Io aspetto da te, Signore, quello che tu mi vorrai dare. Come tu mi libererai, Signore, il tuo intervento sarà accolto nella mia vita. E io ti ringrazierò, Signore, e innalzerò per te canti, con gioia, con gratitudine. Davanti alla Chiesa testimonierò delle cose grandi che tu hai fatto nella mia vita, di come mi hai risposto, di come quando ho dato a te il mio peso, tu mi hai alleggerito. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Solo questo pensiero avevo in cuore e so che lo Spirito del Signore sa parlare, al di là di quelle che sono le parole che non riusciamo a dire e a comprendere, a trasmettere. Al di là di tutto c'è lo Spirito del Signore. E in questa mattina lo Spirito Santo è in mezzo a noi. Amen. Amen. Alleluia. Vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi, a fare nostro, a fare vostro questo salmo. Veramente vogliamo pregare il Signore. Alleluia. Alleluia.